L'altra notizia importante è che oggi anche i turisti europei possono viaggiare verso l'Italia, possono visitare il nostro paese senza sottoporsi a quarantena. Madonna puttana quanti porchi! In particolare i ministri Di Maio, Franceschini, Speranza, Amendola stanno facendo un gran lavoro. Avevo fatto 2 giorni di legna. In Europa e non solo, sul piano diplomatico, per assicurare che il nostro Paese torni immediatamente a essere la meta sicura, ambita dei turisti d'Europa e del mondo intero. Quanti porchi toni? No, io ladro di ladri. E adesso più che mai dobbiamo concentrarci. Sono andato in bagno e mi ho messo sul coso, mi sono svegliato alle 7:30. 2 ore. Ci meritiamo, lo possiamo dire, il sorriso, l'allegria, dopo settimane di duri sacrifici. Stanotte ho dormito intera, non sul letto, e sigo che cosa è intera. Ma è bene ricordare sempre che se ci ritroviamo adesso in questa condizione, se siamo tra i primi paesi europei che può permettersi di riavvirare le riprese, le attività varie, economiche e sociali in condizioni di sicurezza, è perché abbiamo accettato, tutti insieme, di compiere dei sacrifici. Dio brutto maiale? No. Avevo chiamato il fagname e lì io tolgo un balcone. E questo sarà la finestra.